Allora, niente intro, niente di niente, perché prima di passare alle due recensioni, vi dico, ieri per problemi di copyright non ho potuto pubblicare la recensione che avevo fatto su la All Friuli, quindi oggi ci saranno due recensioni, se tutto va bene, anche perché lo sto registrando prima di modificare le parti che mi hanno dato il copyright, quindi non sono ben sicuro neanche se questa parte verrà pubblicata. In tal caso ci vediamo là e io vado a dire cosa ne penso della seconda recensione. Panzone caduto di faccia! Amico, amico, siamo amici! Tu vuoi incolare me? I hurt myself today to see if I still feel. E beh, allora ragazzi, mi dissocio e oggi siamo qui per questa recensione della Friuli. Old Friuli. Allora, cominciamo subito dall'inizio di questa recensione della Old Friuli con una puntata specialissima per due motivi. Il primo motivo è che abbiamo avuto una guest star, una guest host ai livelli veramente incredibili. Di chi stiamo parlando? Stiamo parlando di Mr. Ciao, Leslie Ciao. Stiamo parlando proprio di lui, proprio di uno dei maggiori trafficanti di droga, dei maggiori criminali che c'è in circolazione. Mi viene da ridere. Il secondo motivo, invece, è un motivo molto più serio e molto più triste, perché questa era l'ultima volta che abbiamo visto la casa di Ludmillo e Paolo, la farm, perché a quanto pare verrà venduta proprio a Ciao e a quanto pare, da quel che ho capito, eh, anche Phil, Stu e Alan faranno parte della casa insieme, cioè, insomma, gestiranno l'azienda insieme a Leslie Ciao, da quel che ho capito. Non vorrei aver frainteso, ma penso che loro gestiranno il tutto. Ma cominciamo grado per grado dall'inizio. Cominciamo subito con Panzone, Leslie Ciao, che tanto un Paolo che si è anche infastidito dal fatto che Ciao lo ha chiamato Panzone, perché in genere Panzone è il soprannome di Alan, quindi un Paolo che si è inalterato perché comunque lui ha un fisico bestiale, insomma non vuole che gli venga detto Panzone. E a parte questo, che altro c'è stato? Poi i due si sono messi a parlare, c'è un Ciao che veramente a guidare è pessimo, si sarà fermato qualche 5 volte. Abbiamo anche visto che ha una dote nel cambiare i vestiti, Ciao, cioè nel senso è magico veramente, non so con quale magia sei riuscito a cambiarsi i vestiti in quei 2 secondi mentre era in macchina, veramente shock, come direbbe Matteo Renzi. Comunque, poi a un certo punto, mentre Paolo gli presenta tutta la farm, gli presenta tutta la Old Friuli, la mappa in generale, abbiamo avuto un Leslie Ciao che a quanto pare teme i galli. Ma non capisco perché teme i galli quando aveva nel terzo film di Una notte da leoni aveva i galli da combattimento, quindi non capisco perché teme le galline, però poi ha i galli da combattimento. Piccola. Noi entriamo in un'altra casa, questo è un modellino, vero? Comunque, a parte questo, passiamo a parlare di che altro c'è stato. Dopo, insomma, a quanto pare le vongole rimarranno a, a Ciao, Phil, Stu e Alan, a quanto pare. Cioè, perché Paolo non ha intenzione di prendere con sé le vongole e portarsele nella nuova farm perché pensa sia maledetta quella cassa delle vongole, dato che proviene da Death City
di Bari, quindi la cosa è molto molto pericolosa. Loro vogliono andare il più lontano possibile da quella cassa, il più lontano possibile da ogni riferimento con le vongole o con la signora Concetta, ma la domanda è: ci riusciranno? Bella domanda, perché io credo che comunque dietro ci sia qualcuno. Ma intanto, la domanda che mi voglio fare in questo episodio: ma Ludmillo, dov'era? Perché non c'era Ludmillo? Bella domanda questa, bella domanda. Veramente non capisco come mai Ludmillo non era presente in questa puntata. Ho paura per la sua incolumità, vabbè, come cazzo si dice. Quindi non lo so, sono un po' preoccupato. Forse sarà andato a parlare con Ernesto, si sarà messo d'accordo per partire, per il viaggio, per la partenza. Boh, comunque, io vi ricordo, allora, da questa recensione è tutto e vi ricordo di stapparvi il naso, perché non è carino fare il video col naso tappato. Noi ci vediamo alla prossima recensione della Friuli. Arrivederci, grazie, giovetti. Ciao a tutti, bye bye. Che cosa abbiamo visto? Che cosa abbiamo visto? Io sono senza parole, sono scioccato. Ludmillo si è venduto a Leslie Ciao e al branco di The Hangover per comandare la farm, e non solo. Dopo ci sono dei dettagli che vi svelerò più avanti nella recensione, ma per adesso limitiamoci a dire che si è venduto per comandare e per non essere più un operaio, un lavoratore, per non essere più un servo di nessuno, di non essere più sotto nessuno. Ormai vuole essere lui il top, vuole essere lui al top della piramide, vuole essere lui l'uomo che comanda, vuole essere lui l'uomo che comanda la All Friuli. Quindi siamo in una situazione veramente paradossale, incredibile, surreale, uno scenario pazzesco che non avrei mai pensato di vedere. Analizziamo la situazione come va. Quindi, io penso che in questa prima stagione, perché ormai è finita la stagione, ora ci sarà la seconda e chissà cosa ci aspetteremo. Ma in questa prima stagione della All Friuli io devo dire una cosa: Ludmillo, quando Paolo lo ha rincontrato dopo che era stato rapito e tutto, all'inizio era molto ostile, non rompere i coglioni, vabbè, quello l'ha sempre fatto, però mostrava dei lati cioè, che sembrava veramente di essere cambiato, no? Sembrava veramente di provare quasi del bene verso Paolo, verso Happy Farming Day. Gli ha regalato il Land Rover, ha fatto moltissime cose anche Ludmillo. Ora, io penso che Ludmillo abbia fatto questo più che altro per risentimento e per frustrazione, scusate, mi mancano anche le parole. E vi spiego perché. Perché mentre Ludmillo lavorava, gli ha regalato un Land Rover a Paolo, Paolo gli ha ripagato tutti questi suoi favori, tutto questo suo lavoro, questi suoi impegni, addirittura ha rubato un fottutissimo Land Rover dall'Ucraina, lo ha ripagato con una motoretta. Io penso che deriva tutto da questo. Ludmillo non meritava un trattamento del genere. E questo è vero, ma quello che ha fatto Ludmillo non va giustificato per nessun motivo. Ha tradito il suo amico di 1000 battaglie, di 1000 avventure, il suo compagno di merende, ha tradito l'uomo che gli ha dato un'opportunità, ha tradito veramente l'amico fraterno che non l'avrebbe mai tradito. Ecco perché non lo voglio difendere. Posso capire che era frustrato e non lo biasimo, però quello che ha fatto non va assolutamente giustificato, perché quello che ha fatto Ludmillo non è assolutamente difendibile, non è accettabile. Ora, Ludmillo quindi ha fatto questo accordo con Leslie Ciao, ma ci sono dei dettagli in più. Todd Phillips, il regista di Hangover
tradotto in italiano come Una notte da leoni, ha fatto un accordo con Ludmillo, quindi che non solo comanderanno la farm, Ciao, Stu, Phil e Alan, no, non solo questo. Todd Phillips gli ha anche detto che pagava a Ludmillo un sacco di soldi per fare The Hangover 4, che è da 7 anni che noi fan di questa trilogia lo stiamo aspettando, quindi finalmente avremo l'Hangover 4, Notte da Leoni 4, e come parte del cast girano voci che ci sarà anche Ludmillo. È tutta una questione di soldi questa alla fine. Mentre, e insomma, quindi questa è una cosa già, che c'è già chiara. Un Ludmillo che ha tradito intanto per frustrazione e per soldi. Questi sono i due fattori principali e anche ovviamente del comandare, di non lavorare più. Questi sono i tre fattori fondamentali e principali del perché Ludmilla ha fatto quello che ha fatto e ha agito in questa maniera. Ora, passiamo invece al fantasma di Concetta che alla fine non esisteva. L'artefice di tutto ciò è stato Ludmillo. Io ora pensavo che comunque dietro c'era qualcuno. Senza dubbio, le campane dell'Undertaker, che altro? Insomma, la voce di Concetta, che era una registrazione. Alla fine abbiamo scoperto che l'artefice di tutto questo era Ludmillo, ma io non me l'aspettavo Ludmillo, anche perché è stato lui a iniziare questa cosa. Paolo non l'ha preso seriamente, gli ha detto che era stressato, ma qui l'unico stressato della situazione era Paolo dopo questa cosa, perché ha fatto un casino dopo. Cioè, perché l'ha presa veramente male. Invece Ludmilo gli stava solamente mentendo senza scrupoli. Questa è stata veramente una cattiveria fino al midollo, quella di Ludmillo. Sarà frustrato quanto vuoi, sarà, che ne so, sarà, eh, non lo so, pieno di risentimento verso Paolo, ma non si fa così. Non si fa. Veramente un gesto indifendibile. Adesso io voglio vedere cosa succederà nella seconda stagione, che chissà quando esce, piuttosto sono molto curioso di saperlo, ma lo voglio sapere. Quando esce sta seconda stagione della All Friuli? Ne sono veramente molto molto curioso, anche curioso di vedere questa parte del Friuli dove Paolo andrà da solo a quanto pare, perché prima magari Ludmilo lo accompagnerà, perché ha detto a Leslie Ciao che starà fuori dal Friuli per andare in questa parte in cui c'è quest'altra parte bassa del Friuli con Paolo per una settimana per poi lasciarlo. E non lo so come andrà a finire veramente. Comunque una situazione veramente critica per il nostro eroe, per il nostro protagonista, per il nostro protagonista principale, Happy Farming Day. Che cosa farà la star della All Friuli Happy Farming Day? Cosa farà? Come reagirà? Perché ancora non abbiamo una reazione, dato che non ha fatto nessuna comparsa in questo ultimo episodio della prima stagione. Devo dire la verità, sono molto deluso perché una reazione, magari per concludere la prima stagione, l'avrei voluta vedere. Però, a parte questo, ottimo episodio, ottima recitazione, ottimo doppiaggio di Paolo, perché Paolo lo doppia in modo fenomenale a Leslie Ciao e non solo, anche a tutti gli altri, ma Leslie Ciao veramente sembrava il doppiatore originale, quindi fantastico. Noi ci vediamo alla prossima recensione della All Friuli, quindi ci vediamo alla seconda stagione.